È un momento d'oro per l'Amat Murialdina, la squadra di Padova capolista del girone C della Serie C femminile. In campionato e Coppa Veneto la squadra macina vittorie e bel gioco, stupendo un po' tutti. Noi siamo partiti con l'ambizione di far bene e questo con un gruppo molto omogeneo, molto unito. Questo ci ha fatto fare grandi cose, difatti io dico sempre a tutte le mie squadre che il 60% in Serie C lo diamo alla tecnica, il 40% lo diamo al cuore e all'orgoglio. Questa squadra di cuore e orgoglio ne ha moltissimo. Perciò ecco tutti i risultati positivi, abbiamo perso 3 set ufficiali in 11 partite ufficiali, 3 set solamente su 11 partite, appunto per me è un grandissimo risultato. Noi come Via Scaramantica diciamo sempre 3 punti per la salvezza, continuiamo così e per me è una gran gioia allenare questo gruppo. Siamo una squadra di medio livello, continuano ad affermare alla Murialdina, ma i risultati dicono che almeno per ora l'Amat è un gruppo da alta classifica. Abbiamo deciso di partire con 8-9 persone dell'anno scorso. Abbiamo aggiunto un alzatore, abbiamo aggiunto dei centrali, abbiamo aggiunto un libero, siamo delle bande. Siamo riusciti comunque a creare secondo noi un organico discreto, non un organico sopra i livelli di tutte le altre C, un organico che però può dire la sua con qualsiasi altro tipo di formazione. Di questa partenza di stagione eccezionale ne sono consapevoli anche le atlete. No, non ce l'aspettavamo e siamo contentissime perché stanno andando benissimo, sia le partite, il gioco, ma anche il gruppo che quest'anno è veramente eccezionale. Fondamentale in questo senso il feeling che si è venuto a creare tra la squadra ed il tecnico Trolese. È un gruppo che ambisce, vuole stare assieme, si diverte in palestra, stima e segue l'allenatore, questo per me è fondamentale. Gli obiettivi di inizio anno era metà classifica, ho detto dal quinto posto in su, dal sesto posto in su per noi va bene perché migliorava il risultato dell'anno precedente. Adesso è logico, noi vogliamo difendere questa posizione, non si ambisce a voler restare lì ma la vogliamo difendere, perciò chiunque venga troverà una squadra che lotterà con il cuore e con tutto l'orgoglio possibile e immaginabile. Una delle pochissime new entry in organico è Erika Zago, l'anno scorso in B2 a Verona, che commenta così il primato. Inaspettato per tutti, io sono arrivata qui dicendo noi dobbiamo fare meglio dell'anno scorso, quindi un passo alla volta, la società è nuova, ci troviamo prima ai quarti di Coppa, cioè, merito di tutti, della società, dell'allenatore, di noi, un bellissimo gruppo ed è va bene così, ce lo gustiamo per il momento. Ma quali sono le outsider dell'Amat Murialdina in Serie C? Per me Mestrino è un'ottima squadra, San Vitale è un'ottima squadra, Stra tutta da scoprire, noi sono oltretutto 3 partite che dobbiamo fare. Io temevo molto all'inizio Verona e tornerà perché ha già vinto 3 partite, ha già 10 punti, perciò torneranno. Per noi il nostro campionato è fatto da 5 o 6 squadre dello stesso livello. Vincerà chi sbaglia meno, perché comunque nessuno ha atleti di categoria come magari si vedevano negli anni precedenti. Abbiamo tutti atleti molto livellati e la mia rosa è una cosa bellissima, è fatta da 12 persone. Noi ci alleniamo anche col 6 contro 6 durante la settimana, dove c'è grinta e c'è stimolo, perché siamo tutti dello stesso livello. E sabato sera alle 21 con il Mestrino l'Amat cercherà un altro successo al Palarcella di Padova. Le ambizioni sono quelle che spingono a far sport. Se uno non ha ambizioni non fa sport, quindi diamoci degli obiettivi a breve scadenza. Il prossimo obiettivo è battere la prossima che affronteremo sabato, un passo alla volta, andare avanti in Coppa Veneto che ci interessa anche quello, vediamo, alla fine tiriamo le somme.